E andiamo ora invece al viaggio di Ostrega in tour. La comitiva di Riese prosegue il suo viaggio verso Pechino. Sentiamo un aggiornamento allora dal nostro collega Dimitri Feltrin che abbiamo raggiunto telefonicamente. Buonasera a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Dopo aver abbandonato la regione cinese dello Xinjiang, la carovana di Ostrega si è addentrata nel Gansu, dove ha toccato alcuni dei luoghi più significativi dell'antica Via della Seta. In particolare la nostra spedizione ha fatto tappa alle grotte di Mogao, dove fin dal IV secolo d.C. monaci e viandanti usavano sostare prima di affrontare l'ostilità del deserto del Gobi. In questo sito abbandonato dopo l'avvento al potere dei mongoli di Gengis Khan e riscoperto solo nel XIX secolo, si possono ritrovare le radici del buddismo, oltre a innumerevoli testimonianze pittoriche che raccontano le frenetiche attività commerciali che nei secoli si sono sviluppate lungo la Via della Seta. Da Mogao la nostra carovana si è spostata ancora verso oriente per andare a toccare un altro dei luoghi più significativi dell'antica Via della Seta, la città di Yaoyuguang, conosciuta anche come la bocca della Cina, dove abbiamo potuto visitare il luogo in cui termina la Grande Muraglia. Proprio sotto l'opera più imponente e celebre della Cina, il contachilometri dell'Ostrega Bus ha fatto segnare quota 11.000 chilometri. Questa mattina la carovana, formata dai 32 avventurieri dell'Associazione Culturale Ostrega, è ripartita alla volta di Lanzhou, costeggiando l'imponente catena montuosa del Qilanshan. Da Lanzhou la nostra carovana ripartirà domani mattina per dirigersi alla volta di Xi'an, la città famosa per l'esercito di terracotta gemellata con la provincia di Treviso. Nella giornata di lunedì, proprio a Xi'an, si svolgerà il penultimo degli eventi istituzionali previsti nelle maggiori città che abbiamo toccato, ai quali prenderanno parte anche alcuni esponenti della nostra provincia, che ci raggiungeranno per sostenere l'attività di Ostrega al momento dell'incontro con le istituzioni locali, in attesa di dar vita all'evento conclusivo che si svolgerà il 28 agosto a Pechino. Dalla Cina per ora è tutto, a voi la linea. Siamo allo sport con un 5-0.